Si è avvalso della facoltà di non rispondere Sergio Miglioranza, oggi davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia. Da ieri il settantenne si trova a Santabona con l'accusa di duplice omicidio aggravato, dopo essere stato prelevato nella casa del fratello di Borgo Capriolo, dove gli investigatori avrebbero trovato in uno dei mezzi di sua proprietà la polizza da 950.000 euro, probabile movente di tutta la vicenda. Questo è l'ultimo sviluppo del giallo che la notte tra il 9 e il 10 giugno scorso ha visto morire tra le fiamme di questa casa lungo la Feltrina Paese due donne. La moglie del Miglioranza, Franca Fava, di 68 anni, e l'amica di lei, Fiorella Sandri, di 74 anni. La figlia di quest'ultima, Martina, era stata tra i primi ad accorrere sul luogo dell'incendio e oggi commenta così la svolta nelle indagini. Speravo che non fosse, perché conoscendolo non mi aveva mai dato motivazioni di pensare qualcosa, di credere che potesse fare una cosa del genere. Cioè, penso che la maggior parte della gente non possa mai pensare che uno che conosci arrivi a dare un incendio a una casa per soldi con due persone dentro. Speravo fino all'ultimo che non fosse lui la causa vera e propria, voluta intendo ovviamente. I carabinieri mi hanno detto che praticamente hanno trovato vari inneschi, quindi di benzina, robe, quindi è stata una cosa proprio voluta. Che percepissi io qualcosa, mia mamma anche non mi ha mai segnalato niente, perché sono stata il sabato pomeriggio che sono stata a fargli la spesa perché lei non stava tanto bene, aveva la pressione bassa. E il martedì siamo sentiti al telefono, la sera che dopo, sì, no, la sera che dopo è successo la notte, è successo il fatto, quindi non mi ha mai dato preavvisi o robe, quindi ho pensato che fosse tutto a posto. Ti aspetti giustizia naturalmente a questo punto. Beh, quella sì sicuramente, quella sicuramente. Non fatti di soldi o robe, però che venga, che il colpevole, in questo caso che sembra Sergio, che sia giustamente punito.